nitriscono. Che fanno le zebre? Io direi di passare direttamente. No, voglio alle sapere cose se le zebre. Io non lo so. Io sapevo che il so, coccodrillo non lo sapeva nessuno che faceva. Ma la zebra? Non lo so, Paolo. Che verso fa? Così. Non lo so, fa un verso. Non lo so. Va. Poi lo scopriremo, cercheremo online e vedremo il verso della zebra. Lo vedremo Ok? insieme. Vediamo se ci possono aiutare i nostri ospiti. Vai, Giuliano, presentali. Allora, come abbiamo detto in anteprima, abbiamo con noi Antonella Di Gesù. Buongiorno, buongiorno. È romana. Buongiorno. Sì. E Maurizio Calandra e Giuseppe Calandra. Arigato. Rigatoni anche a me piacciono un sacco. Tutto. Buoni. Ragazzi, ma che intanto che piacere, che Ma scusa, onore perché avervi sono qua. pallido? Io mi vedo pallido. Perché hai effetto capelli bianchi e barba bianca. No, loro sono più coloriti. Io ho perso la mia abbronzatura. Aspetta che ti colora. Sono gli effetti speciali che c'ha Paolo qua. No, lì c'era seduta una ospite che voleva essere trattata come la Barbara D'Urso. Quindi noi abbiamo dovuto Ho capito. mettere dei filtri. Ho capito. E moltissime luci. Sono filtrato allora. Sei filtrato. Bene, allora parliamo di questo evento di domani, insomma, che ancora c'è tempo per prenotare, ma soprattutto c'è Esatto. tempo per comprare i biglietti, che non è un comprare semplice, no, è un sostenere, non è comprare, Che è diverso, sostenere. esatto. Assolutamente. Allora, chi inizia? Ma io farei iniziare Antonella. Allora facciamo iniziare Giuseppe. Che è il più chiacchierone di tutti. Sì. Io sono d'accordo. posso dire solo una cosa, passo subito la parolante. Passo la palla. Passo la Se ne esce, se ne esce. Io passolo è buonissimo, Quindi, perché c'è quindi ritorniamo ad Antonella. la Abbiamo passola fatto... nella pasta Vabbè, carrigatoni, passo, ho capito. Va. Ci suddividiamo gli spazi equamente. Esatto. Iniziamo con una domanda per Antonella. Ok. Come nasce l'idea di organizzare questo spettacolo di beneficenza? Allora, io intanto sono volontaria UNICEF ed oltre a essere volontaria UNICEF sono anche allieva della Vocal Academy Ok. di Alcamo, gestita dai fratelli Calandra e Calandra. Vuoi capire chi è Calandra e chi è Calandra? Perché questa è una cosa che non abbiamo ancora capito. E quindi nasce come un po' tutte le cose, così un po' a caso. Ma che ne pensate di mettere insieme queste due realtà, la realtà della The Vocal Academy e la realtà UNICEF? Questa proposta l'ho fatta a Maurizio immediatamente mi ha detto sì, facciamo. E insomma, poi come tutte le cose che iniziano, Poi io l'ho detto a Giuseppe mi ha detto e poi Giuseppe l'ha ridetto a te e ci siamo imbarcati. Esatto, e ci siamo imbarcati in questa avventura e stiamo per arrivare, perché domani è il grande giorno. giorno. E quindi vedremo questa compartecipazione di The Vocal Academy e di UNICEF, quindi ci sarà uno spazio per UNICEF, ci sarà uno spazio per tutti gli allievi della scuola e diciamo la cosa importante, come ho scritto già in un post su Facebook, è quello di valorizzare i nostri artisti del territorio. Quindi avremo artisti del territorio, sia i cantanti ma anche i ballerini. E l'altra cosa importante è la raccolta fondi per UNICEF. Questi sono i nostri due principali obiettivi. E Maurizio, vuoi aggiungere qualcosa? No, io posso parlare dal punto di vista musicale. Certamente. Ad esempio avremo come ospiti i Taverna Umberto I, che sono due fratelli bravissimi musicisti che si sono prestati da solo, vedendo il videomessaggio che abbiamo registrato, verranno da Enna gratuitamente, quindi questo gesto vale più di mille parole ed è soldi stessi, perché ripeto, un conto è essere anche in zona e affrontare, come dire, la serata gratuitamente, un conto è fare anche delle spese e questo lungo viaggio per venire a dare il loro contributo per questo gesto nobile. Poi, come tu ben sai, ci sarà Renda, che è la nostra Etoile, la nostra ospite. Abbiamo deciso di interrompere questa esibizione dei cantanti con dei momenti di danza.
proprio per cambiare un po'. Ma ci saranno anche delle coreografie mentre gli artisti si esibiscono. E quindi avremo 3 momenti di danza, uno rappresentato da Sara Renda, e quindi parliamo di danza classica, uno rappresentato dall'Assirio, e quindi parliamo di danze caraibiche, e uno rappresentato da Beatrice Filippi, e quindi parliamo di hip hop. Quindi abbiamo toccato un po' varie sfere della danza. E anche musicalmente con gli artisti della The Vocal Academy ci sarà questo movimento di Grande vario... Ci saranno anche delle coreografie mentre cantano. Ok, e loro gli allievi. canteranno quindi vari generi musicali. Assolutamente, assolutamente. E devo dire anche grazie in questo caso alle famiglie della The Vocal Academy e a tutti gli allievi che si sono prestati. Ovviamente noi andiamo tutti gratuitamente, anche noi come Calandra e Calandra, Sara Renda e tutti gli altri ospiti, quindi come dire, mettiamo a disposizione la nostra arte per una causa nobile, come ho detto poco fa. E come lavoro dietro, perché poi giustamente le persone vedono la serata, vedono le cose che hanno più davanti, lo spettacolo, ma quello che c'è dietro, com'è stato un po' questo lavoro di mesi, perché so che ci avete impiegato mesi per organizzare? Guarda, se posso fare una lamentela, no? Posso fare una lamentela, è quello che oggi organizzare uno spettacolo è una pazzia, e chi, come dire, lavora in quest'ambito lo può capire, perché autorizzazioni, permessi, collaudi, ingegneri, cioè veramente passa a volte anche... C'è un iter burocratico molto complesso. Anche alla voglia. E purtroppo per noi artisti diciamo che è un freno a fare delle attività, Certo. Che siano culturali, che siano musicali, per cui vabbè, Però avevate quella voglia di farlo, a prescindere. Così, ma questo, come dire, ormai ci eravamo impegnati, e quando ci buttiamo in una cosa noi fino all'ultimo, a costo di affondare, affondiamo con la nave, con il capitano, non lasciamo mai il capitano da solo, e quindi, come dire, dal punto di vista organizzativo è molto stressante, diciamo che toglie a volte anche la voglia, il piacere, perché un conto è essere dei grandi artisti dove ci sono comunque chi realizza e organizza per te, ma quando parliamo di realtà comunque locali è una bella impresa, e non aiutano anche perché, e ne approfitto visto che ho un microfono davanti, non mi capita mai, diciamo che anche i comuni, gli enti locali dovrebbero, nel momento in cui hai intenzione di organizzare un evento, darti un elenco con tutto quello che c'è da fare. Quale notizie arrivano, pensi di aver finito e ci vuole pure questo, e urgentemente questa autorizzazione, c'è da firmare questo, quindi diventa veramente stressante, perché fino all'ultimo giorno non sai cosa ci vuole, cosa ti aspetta, sì. e che novità può arrivare, quindi sarà bello poter iniziare quello spettacolo e dire finalmente ce l'abbiamo fatta. Finalmente. Speriamo, forse. No, non dire forse per favore, se no. Fino a domani, però No, insomma, dai. Ormai il grosso del lavoro è fatto, per cui Ora ci aspettiamo che il resto lo faccia la gente, che capisca la finalità Esatto. di questo evento. E infatti, perché le persone dovrebbero essere presenti a questo spettacolo? Cioè, fate un bel invito per chi ancora non ha acquistato il biglietto. Io faccio un invito, Comincia mi Maurizio. metto contro un po' di locali. Non mi rubare quello che io sto pensando come No. risposta. Molto spesso i giovani, i ragazzi vanno nei locali, dicono una bibita in meno, un cocktail in meno può servire a una giusta causa. Comunque viene a vedere uno spettacolo dove c'è dietro tanta gente che ci lavora, dal service alla vostra radio che sarà partner della manifestazione, ai ragazzi che si sono impegnati, e poi, come dire, quel piccolo gesto va ad aiutare dei bambini, delle ragazze meno fortunate di noi, perché noi diamo tutto per scontato, che pensiamo che in tutto il mondo, come dire, si abbiano le stesse opportunità, le stesse occasioni che abbiamo noi Invece attualmente, invece non è così. E dove si possono acquistare i biglietti per chi ancora non li ha acquistati? Ma sicuramente noi siamo ancora qui, come ha detto Paolo poco fa, eventualmente anche qui in radio. Ma anche là sul posto sarà possibile? Anche lì ci sarà la possibilità di avremo un botteghino per l'ultimo che arriva, ci pensa e vuole partecipare a questa manifestazione. Noi li aspettiamo numerosi, sperando appunto di riuscire in questo intento e portare appunto questo piccolo aiuto
Piccolo grande aiuto. Diventa piccolo per noi, nel senso che ci sono giustamente cifre che possono essere più grosse, ma noi lo stiamo facendo con un piccolo sacrificio, un piccolo aiuto che Certo. diventerà grande magari per chi poi Lo riceverà. Lo riceverà. E gli allievi come stanno affrontando questo Questa arrivare dello avventura. spettacolo, questa cosa bella, insomma? Allora, loro l'hanno preso con un grande entusiasmo, tanto è vero che noi non stiamo cercando di portare solo i più bravi. Ok. Abbiamo deciso di dare questa opportunità, questa occasione a tutti, perché nessuno si è, come dire, tirato indietro, e quindi dai più bravi ai meno bravi, a chi sarà per la prima volta che calca un palco, ma la finalità, ripeto, non è questa. La finalità è riuscire nell'intento, Esatto. e quindi non lo stiamo facendo per mettere in mostra la nostra accademia, esatto. se no avremmo scelto i più bravi, i migliori, e avremmo messo all'interno del contenitore anche altre situazioni. Certo. Ma ho visto che si sono prestati tutti, e quindi non vogliamo togliere questo piacere, ma è anche un'occasione per fare questa grande esperienza, perché per loro è la prima volta che affrontano un grande palco o comunque un grande evento. Ci puoi fare qualche spoiler un po' su qualche canzone che ci sarà, qualcosa in particolare che ci sarà durante questa serata? Ma guarda, in linea di massima ci siamo affidati a quello che loro sentivano più. Ma ci sarà, Maurizio, un repertorio vario, veramente Sì. vario, perché ognuno ha scelto la canzone dove si sentiva più preparato. Perfetto. E hanno scelto veramente un po' di tutto, quindi saranno 2 ore di ascoltare della bella musica. Ecco. Vedere le coreografie. Esatto, mi riallaccio a quello che diceva prima Giuliana. Perché la gente dovrebbe venire? Perché sarà, speriamo, uno No, spettacolo. la gente di non grande deve venire per condizione. lo spettacolo. No. La finalità non Cioè, è la questa. finalità non è ma infatti quella. lo stavo anche dicendo. È il gesto che si fa. Intanto 2 ore di spettacolo, speriamo gradevole, e poi certamente lo scopo della beneficenza, assolutamente. Questo è l'argomento Esatto. principale. Assolutamente, certo. La cosa bella sarà comunque vedere con i vostri occhi e ascoltare con le vostre orecchie l'emozione che ci sarà da parte di questi allievi. Considera che c'è anche una bambina di 5 anni, che è un bijou veramente, e quindi è uno spettacolo. Bellissimo. Niente, noi con molta umiltà, con molta semplicità vi chiediamo di partecipare, tutto qua. Io comunque sento un'emozione da parte loro, cioè non lo so, mi state trasmettendo un po' di ansietta, perché ci sta, il giorno prima è normale, però mista quell'emozione a dire non vediamo l'ora di Ma essere lì. lo abbiamo fatto veramente con grandissima partecipazione emotiva, assolutamente, perché potevamo fare altro, i Certo. Calandra e Calandra potevano fare altro, io avrei potuto fare altro, ma è un progetto che abbiamo fortemente voluto, per tutte le motivazioni che abbiamo detto in precedenza. Quindi sì, assolutamente è una cosa che abbiamo costruito tassello dopo tassello. Tra l'altro, sì, posso introdurmi? Certo. Grazie, sì, gentilissimo. Tra l'altro, i fratelli Calandra non sono nuovi di spettacoli, né tantomeno di radio, né di televisione. Quindi, quando un artista continua dopo, direi secoli, ma tra un po' mi ammazzano, ma dopo anni, decenni di spettacoli che vanno dalle piazze ai matrimoni, alle serate private, che vanno fino addirittura alle famosissime ormai dei fratelli Calandra serenate, quando ancora ci si sposa, perché ancora per fortuna ci si Qualcuno sposa. c'è. Sì, tra l'altro ormai c'è un business, perché prima si sposa, poi si lascia, poi si mette nel poi quindi loro sono dei continui, quindi questa emozione li sottoscrive come grandi Se proprio artisti, ci segna. perché Siamo segnati. Li segna. grandi artisti, perché un artista che non si emoziona più, ragazzi, non è più un artista. L'artista è arte perché si emoziona, e loro continuano ad emozionarsi sempre, perché io li inseguo, addirittura a volte mi hanno fatto pure la denuncia Infatti. per stalking. Sono proprio straordinari, ma io li inseguo per questo, perché spero che la loro scia, questa energia positiva e di condivisione, mi entri dentro anche a me, cosa che credo che sia molto difficile. Allora Paolo, io una cosa che non amo è proprio il divismo. Io capisco un artista sul palco, ma scendendo dal palco comunque siamo tutti uguali. Quindi
per noi suonare, anzi ti dico che molto spesso ci piace più suonare in mezzo alla strada dove hai il contatto proprio con la gente, che a volte i grandi palchi dove comunque ti mettono delle distanze. Oggi lo sai, una volta la gente stava proprio sotto il palco, oggi mettono delle transenne a 3 metri, a 4 metri. È per una questione di sicurezza. Dico, Ormai è per la sicurezza. Vince su tutto. Però come dire, Ma lo sai che ci sono artisti che non vogliono che tu faccia le foto durante il concerto, ma solo 2 minuti prima del concerto? sì, 3 o minuti. per i primi 2 minuti puoi fare le foto, poi non più. Cioè, queste cose io non le concepisco, proprio non le concepisco. Quindi non disdegniamo niente, noi non lasciamo niente, e ci piace stare in mezzo alla gente. Questo è il nostro modo di fare. E per dimostrare che quello che ho detto, ma i Calandra ci sono ormai conosciutissimi, quindi io non ho nulla da dimostrare, piuttosto invece ho da condividere l'arte dei fratelli Calandra con l'ultimo lavoro che hanno fatto, ultimo non ultimo per importanza, non lo so, mi è venuta in testa sta cosa, non lo so se ci cengiava. Però adesso restiamo in compagnia loro, perché sono protagonisti di Buongiorno Instabile con il nuovo brano che si intitola Sano come un pisci. Una canzone frizzante, ritmata e piena di ironia, nata come colonna sonora del film proprio omonimo Sano come un pisci, scritto e diretto da Giovanni Cangialosi e Paolo Salute. Paola. Scusa, No, lui Paolo, ecco. io voleva- sono abituato a dire il mio nome, una che si chiama Paola ancora non l'avevo conosciuta, quindi piacere Paola, so Paolo. È disponibile su Prime Video, il videoclip porta la firma del regista Bruno Tedeschi. Sei preparato. Sì, Santa Chat GPT. E No, non noi... devi svelare i tuoi segreti, però. Ah, porca miseria. Anche perché da qua non lo sapevamo, noi pensavamo Ma fosse. certo, non lo sapevate. Farina del suo sacco, ma non è così. No, vabbè, molte informazioni me le hanno date i fratelli lì, però insomma sì, bisogna anche dare merito a chi se lo merita. Io un merito. Signori, sano come un pesce, i fratelli Calandra. Il vento m'accarezza e io lo seguirò. Lo so che è un lungo viaggio, ma io lo affronterò. Mi fermerò soltanto se un posto troverò. Non è la gente allegra e non dici mai di no. Che non succede mai niente, cacciamo tutto il giorno muschi, a giorni scuri è sempre un giorno, pari di stare in giorni. Lo mare che mi chiama, certo mi porterà su un'isola di pace e di tranquillità. E ora che l'ho trovata, nessuno fermerà la voglia di inseguire la mia libertà. Che non succede mai niente, cacciamo tutto il giorno muschi, a giorni scuri è sempre un giorno, pari di stare in giochi. E sogno sano come un pesce, a mia st'isola mi pasci, cantiamo e facciamo festa, in sta vita niente arresta. Cantami ne futto e non penso a niente, la mia vita è chi stacca.
Ciao a tutti, sono Silvia Mezzanotte. La musica ha un potere straordinario che è quello di unire le persone e di trasformare l'emozione in gesti concreti di solidarietà. È proprio per questo che sono molto felice di sostenere e ringraziare tutti per la partecipazione alla serata del 30 luglio all'Arena delle Rose di Castellammare del Golfo. È una serata a favore dell'UNICEF e l'iniziativa è promossa dai fratelli Calandra e Calandra, che sono meravigliosi musicisti, straordinari musicisti alcamesi, ma sono anche i titolari della The Vocal Academy di Alcamo, che è una delle sedi certificate della mia accademia, la The Vocal Academy, l'accademia di canto che ho fondato ormai 10 anni fa insieme a Riccardo Russo. Loro, insieme a tanti artisti, hanno scelto di mettere il loro talento al servizio di una causa importante e l'intero ricavato della serata sarà devoluto ad un progetto benefico dell'UNICEF. Quindi grazie per essere parte di questa bellissima iniziativa, perché quando la musica incontra la solidarietà, ogni nota e ogni persona, ogni gesto può diventare speranza, speranza concreta. Un grande abbraccio da Silvia Mezzanotte. Eh sì, carissimi, ma che spettacolo di brano! Che classe Silvia, che classe. Ma Silvia è Silvia, non che, si discute, non si discute. La salutiamo. Ciao Silvia. Ciao Silvia. Allora, Giuliana, hai capito? Ti è piaciuto il brano? Moltissimo. Allora, dillo che lo mettiamo. Ma che gli dobbiamo dire? Ma che gli dobbiamo Non dite niente. Allora, non dite niente. Io loro conosco tutte le loro canzoni da quando ero piccola, quindi è normale, come faccio? un sciccaredo, Hai così. capito? Quando sei chi è della mia età. Cioè, tu lo sai che io, loro, allora, i fratelli Calandra mi hanno regalato un CD che ho consumato perché mia figlia Chiara Ah sì, l'ho ogni visto appeso nel volta balcone per le palume, Per le goccione. che ogni volta che salivamo sulla macchina mia figlia Chiara diceva sciccareddo, vero. facevamo tutto il viaggio su sciccareddo Per noi da piccolini era in loop. e io lì La ho canzone imparato della a nostra infanzia. parlare italiano. I Calandra, Io ho imparato il siciliano, capito? Giulia, lascia stare, Giulia. Allora, i Calandra considera che sano come un pesce hanno iniziato a scrivere questo brano quando il film non era ancora nemmeno stato girato. Sì, no, cioè, è giusto. Era Paola. Ciao Paola. Il film non era ancora stato girato, sono partiti da una breve sinossi e hanno costruito una musica capace di accompagnare i momenti più esilaranti della commedia con ritmo, leggerezza e un obiettivo preciso: divertire dal primo all'ultimo secondo il film. Siete stati voi, non è il film. Sì, diciamo che quando ci hanno chiamato avevano una breve sinossi del film, proprio avevano, diciamo, un po' le idee iniziali. Poche indicazioni. Ci hanno dato che questa era un'isola. Pensa se ci davano tutte le indicazioni. Sì, scrivevamo cosa usciva fuori? la Divina Commedia. No, tra l'altro, cioè, quanti strumenti ci sono in questo brano? Perché io ci so sono- che ce ne sono almeno un'ottantina. No, non è questo, però ci sono diversi i fiati, basso, chitarra, pianoforte, tastiere, quindi ci sono un bel po' di brani, ma abbiamo dei brani dove ci sono circa 80 strumenti che suonano. Ne abbiamo uno che chiamiamo È finito il brano, aspettiamo di riuscire a trovare l'idea per realizzare un videoclip nostro vecchio stile, proprio Colossal, che amavamo fare. C'è la voce fra l'altro del tenore Pietro Ballo ed è un brano stile Caparezza, proprio usciamo fuori dai nostri schemi. C'è una grande orchestra. C'è una grande orchestra dietro, ci sono più di 80 musicisti, quindi è il brano che amo più di tutti, è da 2 o 3 anni che è in cantina e speriamo di... Nel cassetto, Maurizio, nel cassetto. No, io ce l'ho in cantina. Anche Ah, quindi su due. Su due brani. No, ognuno lo tiene dove vuole. Cioè, ognuno tiene dove vuole. No, comunque ragazzi, siete veramente straordinari. Il vostro stile si riconosce già dalle prime note. Questo è quello che fa di un musicista a livello internazionale. Io non capisco come mai. Voi tra l'altro siete stati pure in America, siete stati a New York. Abbiamo un po' girato da Chicago, diverse volte a New York, Guatemala, Svizzera, Belgio, Canada. Diciamo che abbiamo un po' Siete Francia. poliglotti. Sì, fuori grotta. Siamo. No, cioè, allora, la cosa straordinaria è che loro girano con un'umiltà veramente incredibile. Allora, cioè, Guarda, abbiamo... su questo anche qui c'è umidità. No, Mauri, quanti anni avete, Giuseppe? Chi? No, Assai, ormai assai, si vede, assai. anzi si sente. Assai. ha una demenza senile. Ma Giriamo no! con umidità noi.
Ma no. Allora, torniamo nuovamente, insomma, a parlare di cose che sono comunque belle, che è quella della condivisione di questo momento di domani sera con la The Vocal Academy e con l'associazione Sicilia In, che loro sono i promotori insieme ad Antonella Di Gesù, che ha chiesto praticamente il supporto di questi artisti straordinari e che vi si trovano adesso ormai a un giorno prima, perché il countdown è cominciato quasi meno 24 ore, perché ricordiamo che domani pomeriggio è alle ore 21, perciò non ritardate perché avevamo i tempi tipo precisi. Sì. E ci è costato pure avere tempi precisi. Capì? Credo che possiamo sforare anche di qualche minuto, però Se tanto c'è vabbè, 100 più, c'è 100 meno, che cosa cambia? Beh, è difficile da capire, ma noi sappiamo bene. Lo sapete. È allusivo. E comunque, vabbè, speriamo di iniziare, insomma, abbastanza puntuali. Entro le 24. E poi finire Entro le 23. esatto, Però, il 31 Antonella, di luglio. Ma tu hai chiesto se finisci prima te le torna, non lo so. Ma non credo Ma assolutamente. perché sulla Nesci, sai? Vabbè, è così. Ma perché È metti così. il dito Nella piaga. Il dito nelle pieghe, perché uno dice aspetta, ma su qui c'è cazzuta, aspetta. È così, va bene. Una però- nota stonata in mezzo a tante note. tante belle note. Esatto, Ma comunque però, io volevo insomma, lanciare una palla. comunque. sì, lanciami una palla che io vedrò di Pino, acchiapparla. Pino, già va giusto. Aspetta che capisci, no. No. Allora, ti faccio un lancio. Oddio, No. dove stiamo andando? Ti faccio un lancio, lasciamo stare altre fammi cose. lancio. Chi sarà presente a questa manifestazione? So che il presidente Il direttore di Unicef Italia, sperando che ce la faccia, perché in questo preciso momento si trova in Libano